Una straordinaria opportunità per mettere lo sport al centro dell'attenzione nella nostra regione. Nuova candidatura per la nostra regione, questa volta come punta di diamante dello sport per il 2024. Del resto il Veneto ha tutti i numeri per aggiudicarsi il titolo. Circa 500.000 atleti tesserati nelle più varie discipline, risultati dal punto di vista agonistico elevatissimi, manifestazioni sportive di carattere internazionale sul nostro territorio, pensiamo poi all'obiettivo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Perché attorno allo sport ruota un intero comparto economico. Il mondo, in particolare della provincia di Treviso, della provincia di Belluno, vivono del mondo dello sport. Ricordiamoci che la scarpa da sci è nata a Montebelluna. I migliori operatori nella realizzazione di scarponi da montagna sono trevisani. Economia nella produzione ma anche nell'indotto con ricadute turistiche. Questa è la possibile assegnazione per il Veneto. Opportunità che però non finiscono qui, considerando che il Piemonte, regione europea attuale, ha avuto risorse per finanziare finora 822 manifestazioni per un totale di 4 miliardi e 720 milioni di euro. Questo tipo di candidatura è una candidatura a livello internazionale, a livello europeo. Abbiamo una serie enorme di finanziamenti dove una regione che si candida e ottiene questo premio sicuramente può avere un vantaggio rispetto alle altre. Tutto questo con Belluno, che oltre ad essere la provincia più azzurra d'Italia per atleti vincenti nelle varie discipline, si appresta a vivere molte stagioni ad alto tenore sportivo.